Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo ancora di Bovis. Vi sottolineo e concludo, credo, questo argomento, almeno per ora, ovviamente alle prossime scoperte e ai prossimi studi, alle prossime cose che imparerò, non mancherò di divulgarvi eventuali altre conoscenze in materia di Bovis. Oggi comunque parliamo di quelli per la ricerca dell'anima gemella. Prima però di approfondire ulteriormente questo argomento, vi invito come di consueto, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie. Ultimamente nelle nostre dirette, soprattutto quelle che faccio insieme al Marietto, l'argomento Bovis e quadrante di coscienza è stato diciamo quello più oggettonato. E ovviamente è un grande piacere vedere che le persone siano interessate alla loro evoluzione spirituale, anche perché sono ben consapevole di come tutto segua la scia dello spirito, nel senso che nel momento in cui noi ci dedichiamo allo sviluppo spirituale, la materia, per forza di cose, che è un coagulo di quello che avviene sul piano eterico astrale, non può che conseguire i suoi necessari miglioramenti, ovviamente in scia a quello che noi conquistiamo sul piano dello spirito. Dunque è importantissimo questo argomento e sono ben contenta che molte persone si orientino in questa direzione. Da cabalista ovviamente l'argomento spirituale ricopre anche un altro argomento che non è assolutamente secondario ma anzi è principale, ma è chiaro che per arrivare all'anima gemella prima di tutto dobbiamo fare un lavoro su di noi. Io questo l'ho già spiegato in altre pillole, in altre condivisioni e come il percorso di perfezionamento spirituale personale possa arrivare fino al massimo grado, ma il percorso spirituale non si interrompe al massimo grado di perfezionamento individuale, dove noi appunto poniamo in equilibrio maschile e femminile e ogni aspetto della nostra personalità. Attraverso la conoscenza cabalistica vi posso appunto dire che questo è raffigurato dalla lettera Shin e dunque la conoscenza delle leggi spirituali, delle leggi divine, delle leggi della creazione, che è racchiusa nella forza del tetragrammaton Yod He Vav He, del tetragramma, si concretizza a livello individuale con l'aggiunta della Shin, la conoscenza, e l'equilibrio che deriva appunto dalla conoscenza. Dunque Yod He Shin Vav He, dunque Yeshua, o vale a dire il Cristo interiore. Oggi poi è Pasqua, dunque questa ispirazione ci viene, calza a pennello. Ma veniamo a quest'altro, l'argomento di questa pillola, vale a dire i Bovis per la ricerca dell'anima gemella. Abbiamo appunto detto come sia importante fare un percorso di perfezionamento. Durante il percorso di perfezionamento uno dei maggiori contributi che riceviamo dallo spirito sono le persone che insieme a noi camminano per un tratto della nostra strada. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, queste persone chiaramente saranno gli eventuali fidanzati, compagni, mariti che nel tempo potranno camminare accanto a noi e che non necessariamente sono la nostra anima gemella. Detto questo, sono fermamente convinta che Dio non faccia nulla a caso e che anche nei momenti di maggiore difficoltà e dunque nei momenti in cui le relazioni sono estremamente tormentate e dure da gestire, comunque ci sia sempre una lezione, un qualcosa che noi dobbiamo imparare. Pertanto questo punto saldo, se diventa una nostra convinzione, non può che esserci di aiuto per
accettare le lezioni, lavorarci anche a livello individuale e comprendere che in quei frangenti quelle persone vengono a insegnarci qualcosa, forse anche a insegnarci a non accettare determinati compromessi, ma ciascuno di noi trarrà le proprie opportune conclusioni in base al tipo di esperienze che vivrà singolarmente e sulla propria pelle. Dunque non entro in questo merito. Qual è però il fatto? L'anima gemella è colei o colui, comunque essendo anima si usa il femminile, dunque colei che ci permetterà di compiere l'ultimo tratto, cioè quello di veramente il ritorno a casa. Almeno dal punto di vista cabalistico, io non parlo per altre filosofie, non le conosco, non mi appartengono, dunque non entro nel merito di fiamme, di fuochi d'artificio e cose del genere. Io vi spiego quello che è la mia esperienza e quello che è la mia competenza, dunque non entro nel merito di altro che sicuramente hanno le loro motivazioni d'essere, anche perché effettivamente, ripeto, queste fiamme o comunque questi compagni che riceviamo sul nostro percorso comunque hanno il loro scopo, tutto ha uno scopo e pertanto sono utili sempre se noi sappiamo cogliere l'opportunità e l'occasione. Ritorno però al fatto che abbiamo bisogno di compiere quell'ultimo tratto insieme alla nostra anima gemella, ma e si intende che quest'ultimo tratto lo compiamo nel momento in cui abbiamo raggiunto il massimo grado di perfezionamento. Fino ad allora siamo ancora perfettibili e comunque anche dopo, perché è un attimo scivolare e tornare indietro. Dunque può succedere per esempio che, questo per ovviamente agganciarci ai bovis, perché altrimenti non ha senso quello che vi sto raccontando, che sia possibile individuare la propria anima gemella attraverso la misurazione dei bovis, ma questo non significa che bisognerebbe essere certi di essere già arrivato al massimo grado di perfezionamento. In quel caso è possibile che l'anima gemella abbia la nostra stessa vibrazione bovis, se anche lei ha fatto tutto il percorso, se anche lei ha fatto tutta la correzione. Nel caso in cui si controlli quale sia la vibrazione della nostra anima gemella, magari non conosciamo neanche ancora chi sia, dovremmo essere contenti di sapere che quella persona ha delle vibrazioni alte, magari più alte della nostra, perché questo vorrà dire che anche noi abbiamo quel potenziale di raggiungere quel grado di sviluppo animico. Il fatto però che ci sia una discrepanza è una discrepanza momentanea, non significa che noi siamo inferiori a qualcun altro o alla nostra anima gemella, significa solo che forse per questioni karmiche o per altre questioni su cui dobbiamo ancora lavorare, noi non siamo a quello stato vibratorio ed è questo forse uno dei motivi per cui non viviamo accanto alla nostra anima gemella. C'è poco da dispiacersi o da inacidirsi, qui c'è soltanto da lavorare. Non c'è neanche nessun giudizio nel fatto di non essere alti o allo stesso livello vibratorio di qualcun altro. Io stessa, per esempio, penso che l'avrete capito tutti, la mia anima gemella è il Marietto veneziano, non siamo insieme, siamo insieme ma non viviamo insieme e questo io lo spiego perché ho ancora un tratto di strada da fare e nel momento in cui colmerò quel gap, nel momento in cui quella differenza vibratoria sarà colmata, noi potremmo stare insieme. Non significa che trovare l'anima gemella corrisponda al matematicamente vivere con la propria anima gemella. Dunque, anzi, può essere una prova devastante per certi versi averla trovata e non potersela vivere, credetemi, ve ne parlo per esperienza diretta. Dunque, non c'è assolutamente nulla che non va, siamo tutti in cammino, se fossimo già perfetti. Nemmeno ci risentiremmo di sentire o di ricevere certe annotazioni. Il fatto di reagire o di viverla con una sofferenza significa che c'è ancora del lavoro da fare. Dunque io vi incoraggio a fare questo lavoro, fatelo, io lo sto facendo, non sono diversa da nessuno,
non sono meglio, non sono peggio, io sono me stessa e sono sul mio cammino. So che devo ancora lavorare e il fatto che nella mia vita ancora alcune cose non siano perfette mi sprona a cogliere queste occasioni per migliorare. Per me questo è il senso di questa esistenza, non ce n'è un altro, non sono qui per sollazzarmi, sono qui per fare il lavoro, perché è questo il senso della nostra esistenza. Dunque, nonostante vorrei che magari alcune cose fossero diverse, mi rendo conto che se non sono in quella direzione vuol dire che mi devo rimboccare le maniche. Non faccio isterismi, non me la prendo con niente con nessuno, non sto a ingelosirmi dei bovis della mia anima gemella, io farò quello che devo per poter essere accanto a lei nel momento in cui sarò pronta e dunque questo è quello che faccio, cerco di prepararmi ad essere pronta. Se la mia crescita ci permetterà di colmare questo divario, avrò sicuramente lavorato nella giusta direzione. Dunque anche qui i Bovis ci devono aiutare, non devono essere un ostacolo, ma anzi uno sprono, un incentivo a farci andare nella giusta direzione. Tornando però alle questioni di compatibilità, effettivamente due anime gemelle dovrebbero avere bovis più o meno compatibili. Lo scarto tollerabile perché le cose siano favorevoli, positive, è sempre 2000 bovis, almeno questo è quello che è nato dall'osservazione e dall'esperienza, perché al di là di queste soglie ci sono delle difficoltà oggettive. Prova ne è che io sono in Sicilia e il mio marietto è in Svizzera, dunque voglio dirvi che magari lo scarto non è neanche una questione animica, a volte lo scarto può essere dovuto a una questione karmica e come tutto anche il karma è misurabile, le esperienze sono misurabili, tutto è misurabile. Se non fosse tutto misurabile in termini di vibrazioni e se tutto non fosse una vibrazione sarebbe impossibile estrapolare numeri cosmici per le cose e le vibrazioni stesse che danno la forma delle cose. Pensate solo a certi oggetti che hanno quella forma e se li misuriamo generalmente hanno le stesse vibrazioni. Poi possono avere magari delle differenze legate per esempio al colore e dunque ad altre piccole variabili, però in genere una struttura di un certo tipo, anche a livello sonoro, se si manda una struttura di un certo tipo, un suono di un certo tipo, si produce una certa forma. Un altro suono produce un'altra forma. Dunque, se i suoni e le forme sono manifestazioni fisiche di un qualcosa che ha origine su un piano energetico vibrazionale, allora queste vibrazioni possono essere calcolate e misurate con una costante. Dunque questo è un po' il senso delle cose. Bene, io spero di aver chiarito cosa volevo intendere e un altro aspetto di come possiamo utilizzare la misurazione dei bovis, ma mi raccomando, usiamo le cose nella ottica positiva e costruttiva, altrimenti ci mettiamo addosso altre zavorre di cui non abbiamo veramente bisogno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e di iscrivervi anche al mio canale YouTube. Grazie sempre della vostra attenzione, a presto dalla vostra Hilde.